ChatGPT roteirista. Ciao tifosi del Napoli. La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva sul mercato dei trasferimenti che potrebbe avere un grande impatto sulla nostra difesa. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Andiamo dritti al punto, preparatevi per una bomba sensazionale. Antonio Conte, il nostro possibile nuovo allenatore, ha fissato come obiettivo principale l'acquisto di un difensore centrale forte, e il nome in pole position è quello di Alessandro Buongiorno del Torino. Secondo le ultime aggiornamenti riportate dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il vicecapitano del Torino è il principale obiettivo di Conte per rinforzare la nostra difesa. Il Napoli ha già aperto le negoziazioni con gli agenti di Buongiorno, dimostrando una chiara volontà di portare il talentuoso difensore sotto il Vesuvio. Tuttavia, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha fissato il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro, una cifra importante che testimonia il valore del giocatore. Buongiorno è noto per la sua solidità difensiva, la sua capacità di leadership e la sua versatilità, caratteristiche che lo rendono un rinforzo ideale per il Napoli. Questa mossa rappresenterebbe un investimento significativo per il nostro club, ma è evidente che De Laurentiis e Conte sono determinati a costruire una squadra competitiva ai massimi livelli. L'arrivo di Buongiorno potrebbe garantire maggiore stabilità alla nostra linea difensiva, un elemento cruciale per le ambizioni del Napoli sia in Serie A che nelle competizioni europee. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa possibile operazione di mercato? Alessandro Buongiorno sarebbe il difensore giusto per rafforzare la nostra squadra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensate. Non dimenticate di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del Napoli. Forza Napoli sempre!